Buongiorno, oggi è lunedì. Ieri siamo stati via, siamo stati al Vale Center, centro commerciale di Marcon, provincia di Venezia, e non abbiamo fatto acquisti, no, però sì, abbiamo preso poche cose, due o tre cose, ma da pochi soldi. E invece vedevamo uscire gente con borse colme di cose da vestire, di tutto. Mi piace andare in questo centro commerciale perché ci sono tutti i negozi che sento nominare da tutti le YouTubers e anche da voi magari meno famose, ecco, che mi seguite. Però io sinceramente non vedo granché in quei negozi. Sarà che io mi accontento di quello che ho già da vestire, però boh, non... ecco, io sono entrata in diversi di questi negozi, però non ho visto niente, sinceramente. E, ecco, in uno c'erano gli sconti, che però questo non l'ho mai sentito nominare. Non so se chiama Chic and Pop, non mi ricordo, una roba del genere. E lì avevo trovato dei pantaloni belli, scontati, però non c'era la mia taglia, ovviamente. Però erano dei jeans, ma carini, veramente carini. Adesso devo disinfettarmi il piede perché Pepe. Allora, io quando la mattina vado lì a tirargli su le ciotole e a cambiare l'acqua, quando io poi faccio per andare a rimettere la ciotola per terra con l'acqua pulita, Pepe ogni volta sbatte sulla mia mano perché è contento e ogni volta rovescio tutta l'acqua, ovviamente. Di conseguenza ho urlato e lui, sempre di conseguenza, ha preso paura. E quindi io ho un piede con dei graffi assurdi che adesso devo disinfettare. Ecco, questo è il mio piede al momento. Un male mi ha fatto, adesso devo disinfettare qua. Qui per fortuna è venuta solo via la pelle. Cosa stavi facendo là sopra? Oggi ha intenzione di rompere, questo l'ho già capito. Allora, vi faccio vedere subito che cosa abbiamo preso. Praticamente abbiamo preso questi qua, che sono quelli più fini. Poi siamo stati da OVS e da OVS ho preso semplicemente la lima per le unghie. DVD, c'era questo pacco di 10 DVD a 5 euro, erano scontati e di solito costano di più. E quindi li ho presi e ho preso anche il quaderno per inglese. Cioè ho preso questo qua con la zucca e i fogli dentro sono leggermente lilla, cioè, sono carinissimi. Adesso devo piegare questa roba che l'ho stesa ieri, non so, sono stanca. Ieri prima di andare via da casa e l'ho ritirata ieri sera alle 8 passate tipo, perché siamo arrivati tardi. Adesso piego queste cose, c'ho ancora il coprimaterasso da piegare. Dettagli e oggi c'è il sole, ebbene sì, il cielo è azzurro. Ho guardato anche dell'iPhone 7, laggiù non esisteva l'iPhone 7, cioè come è arrivato è andato via, invece a Belluno c'è e quindi boh, è un po' strano. È stata una bella giornata, sarebbe stato da andare al mare ieri perché veramente c'era il cielo senza una nuvola, senza neanche una nuvola, cioè bellissimo. E ieri sera siamo tornati a casa, io avevo ancora i pantaloncini corti perché siamo andati via, che c'era, diciamo, era mezzogiorno più o meno, era caldo. E siamo tornati ieri sera, c'erano 13 gradi qua. Con i pantaloni corti non era il massimo dello star bene, però era una giornata da mare effettivamente ieri, però abbiamo dormito fino alle 9 e quindi era impossibile andare al mare a quell'ora, equivale a stare in coda per entrare a Jesolo e quindi alla fine abbiamo deciso di andare solo lì e alla fine è passato tutto il pomeriggio e sono volate le ore, veramente volate. La situazione legna aggiornata è questa. Ebbene sì, ci sono altre file. Ecco. E lì ho finito di riempire fino in alto. Porto fuori la sabbia che così vi faccio vedere la legna qua fuori. Devo ancora finire, eh. Ok, io faccio per registrare video, Franz mi chiama, quindi ho dovuto rispondere. Adesso vado via di casa
Inizio a chiudere le finestre che sono aperte da un bel po'. Ho il cerchiello perché prima mi sono lavata la faccia e ho i ciuffetti, quelli più corti che vengono giù, ecco, questi qua, che vengono giù e quindi mi sono dovuta mettere il cerchiello. Momento relax, Pepe sul... però non si vede, aspettate, Pepe sul tappeto, non al sole del tutto però, Panna invece lì sulla borsa, sempre la solita borsa, quella va proprio in questa casa, va di moda tra questi gatti. E Piccolo invece là sulla sedia, quello è il suo posto, lui adora stare lì. Pomeriggio devo andare via, no, dopo pomeriggio, dopo pranzo, devo andare a... che bello questo ciuffetto così, mi piace, mi inquadra, non lo so, mi piace. E devo andare a portare Franza, a portare la Jeep ad aggiustare, a mettere a posto. Silvestro. Silvestro. Cosa fai lì? Silvestro? Ho appena registrato un video ed è tipo quasi l'una, meno un quarto all'una. E sì, sto aspettando Franz che arrivi a mangiare. Niente, io vi saluto, vi aspetto domani perché pomeriggio non so, appunto devo andare via con Franz. Devo fare tutto un avanti e indietro, quindi non vi registro niente. È appena iniziato il Grande Fratello, io provo a guardare anche la seconda puntata, quella di stasera, però non so come, boh, non lo so, non mi convince questo Grande Fratello, neanche gli altri sinceramente. Il primo è stato bello, dai primi, poi dopo ha stufato. E mi sono preparata la tisana, questa qui è la tisana detox della Pompadour, se non sbaglio, ho già buttato la carta. Comunque mi sto bevendo questa, così intanto mi scaldo anche. Franzi a fare la doccia e vedete che ora è, si vede l'orologio, io non capisco che ora è perché è al contrario, quindi ok, sono le 9:30 e niente, vi aspetto con la giornata di domani. Eccomi, buongiorno, buon pomeriggio, sono quasi le 3 e oggi è martedì. Stamattina non avevo voglia di registrare. Qui c'è Pipo con me che sta imparando a miagolare. Ebbene sì, sta miagolando sempre più spesso. Mi chiama quando mi vuole e sta iniziando a volere anche un po' di coccole in più. E beh, insomma, ha più di un anno, sarebbe anche quasi ora. Panna è qui sulla panca che tra un po' cade per terra perché si rotola talmente tanto che è Panna, ma cadi, svampita. Fa caldo fuori, veramente caldo, per essere il 27 di settembre c'è effettivamente caldo e io giro come una storna in casa, ma lo sapete ormai. La mia intenzione oggi è quella di sistemare questa parte di cucina, cioè questo mobiletto qua dove ho le tazze. Domenica ho visto delle tazze molto belle, diciamo abbastanza shabby chic. Mi piacevano molto, ma non le ho prese, costavano anche poco. Bisogna imparare a fare così, a capire veramente quello che serve e quello che non serve. E io molto spesso quando vado a comprare cose mi chiedo sempre, ma mi serve? Poi lo uso, poi boh, ci faccio qualcosa o rimane lì a prendere polvere? Ecco, questa è la domanda che mi faccio sempre quando devo acquistare o quando vedo qualcosa che mi piace. Quindi se mi piace e poi la utilizzo, va bene, però se mi piace e poi magari rimane lì ferma, una cosa, un oggetto o più cose, insomma, non mi va molto. No, quella guarda che quella fa male, Pepe, è un'ape. Ape, vespa, non lo so, a una certa ora qui è pieno. Ok, quindi voglio fare questo lavoretto oggi. Sono circa le 4:20 e ci sono due caprioli, ma anche dopo pranzo erano lì. Ecco, questo è il massimo dello zoom che riesco a fare con l'iPhone. Sono lì che mangiano l'erbetta. Cioè, a quest'ora. Non c'è più religione veramente, neanche tra gli animali. E stanno mangiando tranquilli tranquilli. Sono quelli al centro del video, Questi qua, questi due. Sì, non c'è più religione. Stavo guardando il Grande Fratello in diretta. Stanno mangiando, pranzando a quest'ora. Adesso vado a...
che luce strana che c'è. Boh. Vado a bermi la tisana perché l'ho preparata prima e è ancora lì. Ancora lì perché era troppo calda e quindi cioè, mi ero anche dimenticata di averla preparata come sempre. Quindi adesso chiudo perché il sole va e viene. Se c'è sole si sta bene con le finestre aperte, appena va via il sole invece fa freschetto. C'è. Buongiorno, sono già in giro. Guardate le carote, queste sono le mie carote del vaso, dell'orto in vaso. Queste qua, e ormai le ho tirate su. E vi faccio vedere anche i pomodori, me ne sono accorta adesso che ci sono anche i pomodorini. Ecco, mi sto bevendo il mio caffè latte e sì, c'è una luce qui veramente forte, guardate qua che roba. Cioè, io devo andare a farmi vedere perché veramente è una cosa assurda. Non mi ricordo cosa dovevo dirvi. Al pomeriggio portiamo la macchina, io e mio papà, la mia macchina dal, dal meccanico a vedere che lavori ci sono da fare per la revisione, perché io ho la revisione quest'anno. E ecco, mi sono ricordata che cosa dovevo dirvi. Volevo dirvi che sono un po' assente dai social, sono assente da Instagram da ben 10 giorni oggi, ma non vi preoccupate, non scrivete, cioè io non ho voglia di rispondere. È un periodo che non ho voglia molto di rispondere, quindi sto rallentando le risposte un po' a tutti. Perché voglio godermi le giornate di sole e stare il meno possibile sui social. E quindi abbiate pazienza, dai, non sono morta, sono viva e vegeta e sto bene. E vi ringrazio che vi preoccupate di me, ma io sto benissimo. E sì, non serve che mi scriviate sempre se sto bene o non sto bene. Ci sono. Che bello che sei. Ciao. 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 Buongiorno, oggi è giovedì. Ieri poi sono stata via tutto il pomeriggio e quindi questo è il risultato, non ho più fatto video. E allora, vi ho detto, siamo andati a vedere per la macchina e alla fine c'è un pochi lavori da fare, è a posto la macchina. Il problema più grosso per far passare la revisione alla macchina è il dover cambiare le targhe perché sono consumate e quindi il costo per cambiare le targhe, perché cambiare le targhe vuol dire reimmatricolare la macchina, fare un libretto nuovo e costa 300 euro. Io e mio papà siamo rimasti un pochino sconvolti perché io ho chiesto ma quanto costa? Tutto insieme 300 euro. Mi è preso tipo, mamma mia, sono rimasta sconvolta. Questo è quello che c'è da fare. E quindi la spesa più grossa è quella delle targhe. E mi devo mettere il cuore in pace che tra 2 anni mi sa che non passerà più la revisione la prossima volta e quindi il che mi dispiace perché ci sono molto affezionata a quella macchina, però è così. L'unica cosa che ho fretta di fare è la carta d'identità, perché per fare il cambio targhe devo rinnovare la carta d'identità perché è scaduta. Ve l'ho detto ancora una vita fa, ecco, e non l'ho più fatto, però mi serve appunto come documento. Situazione occhio, ecco, adesso vedete che condizione è, che condizioni sono io, in che condizioni, cioè. Vabbè, questo a parte, mamma mia. Adesso vado a vedere se c'è poca gente, che non c'è coda dal medico, mi fermo, se no andrò un altro giorno. È che andare conciata così in giro veramente non è il massimo. Ieri ho creato la pagina Facebook dedicata ai gatti della colonia felina, che c'è su a casa dei miei, e ieri sera
sì, ieri pomeriggio ho creato quella, però l'ho completata ieri sera. E ieri sera poi ho creato anche il profilo Instagram sui gatti della colonia e quindi lì condividerò tutte le foto e i video solo su loro, quindi non di altri gatti. E mi è sembrata un'idea carina, effettivamente, quindi sì, è cioè, gestire un'altra pagina e un altro profilo è un pochino complicato, nel senso che porta via tanto tempo, però era una cosa che volevo fare da tanto e quindi ci provo. Ci provo, non ci ricavo niente, però ci provo lo stesso perché comunque mi piace condividere le foto dei gatti e anche i video. Questi profili, queste pagine le potete trovare cercando una montagna di gatti, semplicemente. Montagna mi sembrava perfetto perché montagna include sia la quantità di gatti, perché adesso sono circa 24, e include anche il posto dove abito, quindi tra le montagne, e quindi ho scelto una montagna di gatti. Ci tengo anche a dire una cosa, non li ho creati principalmente per raccogliere pappa per i gatti, non per elemosinare cibo. Ovvio, se qualcuno può e vuole, può benissimo donare cibo, non soldi, non voglio soldi, cibo, ecco. Però non è, li ho creati principalmente per condividere le foto e video, però sì, l'ho scritto anche nella descrizione, se qualcuno volesse donare, io cioè, sono la più contenta del mondo perché 24 gatti, comunque considerate che ci sono anche le spese per curarli. L'ULSS non li cura, almeno al momento non può farlo perché cioè, questo veterinario è pieno di impegni, di conseguenza molte volte sono i miei a comprare le medicine. E sapete anche l'antiparassitario, quello anche dovrebbero averli tutti i gatti, dovrebbe essere messo a tutti i gatti della colonia, ma è impossibile perché costa tantissimo. E quindi diciamo che viene messo solo a quelli che stanno male proprio quando hanno le pulci. Si cerca di medicare chi ha più bisogno, ecco, perché comunque sapete che sono, cioè, costano le cure per gli animali, veramente sono costose. Non vi ho detto però sabato Simon, la gatta quella nera, la figlia di Angela, quella piccolina nera che è coccolosissima, è arrivata a casa con il mento pestato. O qualcuno gliele ha date dirette sul mento, cioè qua proprio al colpo, qua è tutta, è brutto da dire, però è tutta è pestata, è tutta passatemi il termine, non è così grave, penso, ma è smaciullata, ecco. Passatemi questo termine, so che è un po' forte, però quando l'ho vista mi è venuto un colpo al cuore, praticamente ha tutto pestato qua sotto il mento, ha perso anche un dente, aveva tutto gonfio, il naso gonfio, non sappiamo chi è stato. Non è stata una macchina, perché di solito i gatti quando vengono presi dalle macchine prendono il colpo qua e muoiono anche quasi sul colpo. Non tutti, ma la maggior parte sì. E lei non è stata presa da una macchina, non ha male da nessun'altra parte, solo qua al mento, poverina. È che appunto o si porta dal veterinario a spese proprie o la gatta rimane così. Buongiorno. C'è molto disturbo nella videocamera, nella fotocamera dell'iPhone. Si vede, è buio praticamente perché c'è il cielo tutto coperto oggi. Però in video non si vede tanto questa roba rossa, mamma mia. Se voi vedeste dal vivo cosa ho anche qua, tutto male. Male, bruciore, tutto. Non ne posso più, prurito, non ne posso veramente più. Infatti adesso faccio colazione, mi preparo, ho tutto il tempo che voglio e vado dal medico. Buongiorno Silvio. No, vabbè. Ciao Sprite, dimmi. Alfa, Silvano. Sì, adesso andiamo su tutti insieme. E Pisola. Eccomi, sono qua dai miei, ecco, si vede adesso. In casa non si vedeva. Allora, sono stata dal medico. Lunedì andrò a fare le analisi e mi ha detto, sapete la risposta qual è stata? Se il problema è l'allergia al pelo dei gatti e dei cani, l'unico sistema per risolvere è allontanarli.
Allora io gli ho risposto, io di certo non li allontano i miei gatti, piuttosto soffro, continuo a soffrire. E ho detto comunque aspettiamo a vedere i risultati dell'analisi, insomma. E anche lui fa, sì, comunque aspettiamo a vedere, però io penso che al 90% sia quello il problema, l'allergia ai gatti. Quindi, sì, ho Alfa che mi segue, è la mia ombra, ve l'ho scritto sul profilo Instagram e anche sulla pagina Facebook. È la mia ombra Alfa. Allora, Pisola sta dormendo, sta bevendo e niente, non piove. Oggi il tempo però è molto molto brutto. Cioè, veramente così. Questo è il cielo. Però non piove, hanno messo pomeriggio sera pioggia che inizia, quindi per il momento siamo salvi, non piove. Ecco, adesso tutti vengono su con me. Bene. Quindi vi ho aggiornato su questo. Poi ho fatto le foto per la carta d'identità, che sapete che devo farla, e dopo vado in comune a farla. E basta, perché dovrebbe essere aperto oggi. Silvano, vieni. Beh, io chiudo. Vieni, Silvano. Dai. Andiamo. Sì, Silvano, sei bellissimo. E niente, quindi questo è quello che ho fatto oggi per adesso. E l'unica cosa, pomeriggio non penso di andare da nessuna parte, quindi vedrò cosa fare con questo weekly. Ecco, sì, hanno già fatto disastri i gattini. E dove sono? Si sono nascosti. Mi viene da ridere, stavo pulendo la maglia con la spazzola adesiva e mi sono rimasti attaccati 3 fogli interi No, non ci credo, questa qua. 3 fogli sono rimasti sulla maglia. No, no. Cioè, oggi la giornata va così, un po' Non strana. mi è mai successo rimanessero attaccati 3 fogli. Uno sì, due, ma 3 insieme no. Ecco, quindi adesso uso questi finché non sono pieni. Sto pulendo la maglia dal pelo perché devo metterla in lavatrice. E sì, non posso metterla con tutto questo pelo perché sennò la roba che lavo insieme alla maglia si riempie di peli. Quindi, se conoscete un metodo per, cioè un qualcosa che acchiappa i peli nella lavatrice, non so se esiste. Io mi pare di aver visto qualcosa, ma non mi ricordo adesso. Comunque, vabbè, niente. Se conoscete un metodo, perché sto diventando matta con sti gatti. Ho provato anche con l'aspirapolvere ieri, non ci sono riuscita a tirarli via. E quindi l'unica è la spazzola adesiva che riesce a tirarli via completamente. Quindi sto facendo questo lavoro perché devo disfare il letto per cambiare lenzuola. E quindi la maglia era sul letto, i gatti ci dormono sopra la notte e quindi è piena di pelo. Va bene, boh, continuo con i miei lavori di casa. Ho già lavato i piatti, però devo finire. Adesso il tempo, era uscito anche un po' di sole oggi e adesso invece no, ci sono nuvoloni neri e c'è vento, ma ancora non c'è pioggia, stasera dovrebbe arrivare. Bene, continuo con questa opera di bene, ho fatto tutto, ho tenuto tanto aperto e il risultato è questo, nuovo letto, nuova trapunta neanche, perché non è nuova, ma è quella che di solito metto sul divano, questa qui blu, e questa è una tela che avevo una volta in macchina, cioè quando siamo venuti qua a abitare ce l'avevo qua sul letto, poi un periodo l'ho tenuta in macchina sui sedili dietro e adesso è tornata alle origini e quindi è tornata sul letto. E lì vedete la federa diversa, in realtà è uguale a quell'altra, perché Panna va a dormire là e così non mi sporca il cuscino, perché le federe di flanella cioè non ho le lenzuola di flanella, però per averle uguali ho messo le federe dei cuscini che non usiamo, ho messo quelle in flanella, che almeno sono azzurre come le lenzuola, e, e quelle lì si fa fatica a tirar via il pelo e quindi ho preferito metterne una sopra che se proprio va a dormire lì almeno sporca quella, non sporca quella dove dormiamo noi, dove dormo io, sì, il cuscino che ogni tanto uso 2 cuscini, ma in genere ne uso uno solo. Ecco, quindi ho fatto, non ho mica finito no, non ho finito di far tutto, perché avevo iniziato a sistemare l'armadio qua, questo armadio qua. E sì, ho sistemato gran parte, ho messo a posto le coperte e l'unica cosa che mi manca da fare è fare un po' di cambio armadio, non del tutto, perché fa ancora caldo adesso, quando c'è il sole, e metto ancora i pantaloncini corti, però, quelli proprio corti corti,
però qualcosa voglio mettere, tipo questa. Tipo questa è una... no, è un vestito di Pile che avevo preso da Avon, e lo uso sì d'inverno, anche per stare in casa, non per andare in giro, per stare in casa, perché con questo addosso sembro tipo una, una tenda, una coperta, non lo so, sembra una botte, quindi evito di metterlo per andare in giro. E quindi volevo fare un attimino di cambio armadio, di sistemazione. Che profumo che hanno ste coperte. Erano in armadio da un anno, ma sono profumatissime. Volevo togliere i vestitini, questi qua leggeri leggeri, perché direi che non è più il caso di tenerli. Siamo quasi in ottobre. Ah, domenica è ottobre. Wow, cioè domani è ottobre, sabato. Domani è il primo. Bello. Vi auguro un felice weekend e, e niente, io non so che cosa faremo domenica, boh, non si sa. Qui hanno previsto brutto tempo e calo delle temperature soprattutto, aiuto. Comunque niente, ci vediamo la prossima settimana, ciao!